Nasce ad Agrigento la sezione provinciale dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, INBAR cosiddetta, presentata ieri sera nella sede dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, durante un incontro presenziato dal presidente nazionale dell'INBAR Anna Carulla e dal presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola. Il direttivo neoletto è coordinato dall'architetto Salvo Scopelliti e composto dall'ingegnere Vittorio Nocera, dagli architetti Alfonso Lazzaro, Luisa Lofaro, Maria Martorana, Calogero Vella e dal consigliere dell'Ordine Raimondo Zambuto. Il rilancio della sezione di Agrigento dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, afferma Anna Carulli, segna un momento importante di attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Ascoltando i neosoci nel pianificare le attività future, ho avuto anche modo di apprezzare la vivacità e il bisogno di approfondire la parte identitaria del proprio territorio in relazione all'ambiente di tutela. L'obiettivo è quello di promuovere del nostro contesto provinciale, spiega il presidente dell'Ordine Rino Lamendola, nuove politiche di gestione del territorio fondate sui cosiddetti appalti verdi e soprattutto sul rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, offrendo contestualmente al libero professionista che opera sul territorio provinciale nuove opportunità per acquisire una formazione specialistica sui principi di NSH e sui criteri ambientali minimi. Durante l'incontro della giornata di ieri è stato lanciato un corso di 16 ore, sarà tenuto dall'INBAR in webinar nei prossimi 26 e 27 gennaio per la formazione della figura professionale di esperto in CAM, cioè criteri ambientali minimi, figura professionale attualmente molto richiesta nella progettazione di opere pubbliche finanziate con il PNRR con i fondi della programmazione comunitaria 2027. In particolare, dopo l'apertura del presidente Lamendola e del presidente Calulli, hanno relazionato due esperti, l'architetto Calvino, responsabile della didattica dei corsi CAM, e il fisico De Domenico, esperto in CAM. La serata poi si è chiusa con l'assegnazione delle deleghe ai componenti del direttivo: Salvo Scopelliti, coordinatore provinciale, Vittorio Nocera, consigliere tesoriere, Maria Martorana, consigliere segretario, Raimondo Zambuto, consigliere con delega agli affari istituzionali, Alfonso Lazzaro, consigliere con delega alla formazione, Luisa Lofaro, consigliere con delega alla progettazione sperimentale e Calogero Vella, consigliere con delega alla pianificazione ambientale.